e vedevo che qua gli adotta una soluzione particolare. Allora, per lasciare la calle relativamente larga, per dare aria e spazio alle botteghe, perché su ambedue i lati ci sono le botteghe, hanno poi usato la struttura del barbacane. Vedevo i barbacani sporgendosi in fora danno un po' più di superficie alle abitazioni. Allora, questo è tutto legno di castagno. Nel 1400 esatto, con questa calle che è la calle del paradiso, gli è passati, ragazzi, 600 anni. Se avesse messo man un architetto dei nostri giorni, qua sarebbe tutto distrutto, perché gli architetti dei nostri giorni ragiona su materiali che devono deperire velocemente, così ti tira fuori altri skate e che dà altro lavoro. Invece una volta lavoravano sull'idea. Posso registrarlo, no? Ti registra, tanto mi neghi tutto. Allora, no, invece loro i costruiva con l'idea di far su edifici che sfidea i secoli. E gli è passato i 600 anni. Guardate questo castagno come che l'è ben conservato. Là il vedere instaurato è recente, ma qua dove che non il vedere instaurato, vedete che la conservazione è ottima. Dove che vedete barbacani rovinati, vuol dire che non ha usato legno di castagno. Ma qual era il metodo che usava gli architetti? Vedevo che viene tutte le sporgenze sopra in pietra d'Istia, infatti osservi sempre quando che viene barbacani viene queste sporgenze che impedisce all'acqua piovana di sgocciolare sul legno, e questo preserva per secoli il legno. Dopo vi insegno un'altra cosa. Quando che vede in testa un arco, vedevo che viene un arco, e in chiusura un arco, significa qua comandami. Questa è tutta una mia proprietà privata. È una struttura che vedete spesso a Venezia, perché uno degli investimenti più redditizi in una città dove lo spazio era pochissimo era avere case. I proprietari erano i monaci di Pomposa all'inizio. Poi sono diventati i Foscari, i proprietari si segna sempre. Allora vedevo l'arco là, che nell'arco del paradiso, con al centro la Madonna della Misericordia. La Madonna della Misericordia la riconosce perché ha un mantello, vedevo, e tipo coca, chioccia, accoglie i fedeli sotto la sua protezione, li ripara dal sole, li ripara dalla piova, perché qua era una macchina per far skate, ma fioi, qui skate, la Reio, la va sempre a braccetto. Allora ecco la Madonna della Misericordia. Sulla sinistra vedete il tondo con dentro in un riquadro il leone in moica, cioè il leone visto frontalmente, che è lo stemma della famiglia Foscari. Significa qua comando mi che sono dei Foscari. Questa è una mia, perché i monaci di Pomposa avevano venduto ai Foscari. Dopo, con un matrimonio, la Calle passa dai Foscari ai Mocenigo, e allora i Mocenigo hanno aggiunto il loro stemma, vedete, il cerchio con le due rose. Stai attenti perché una rosa nello stemma lei è nera e un'altra lei è bianca. No, anche adesso si vede in uniforme, ma non era così in origine, perché vi ho detto tante volte che Venezia era la città tutta dipinta, era la città del colore, non perché c'è il riflesso dell'acqua, che è una baia che si è inventata, era la città del colore, perché era tutta completamente dipinta, ed era uno sfoggio di ricchezza, naturalmente, il colore era roba da signori. Allora là in origine vedessi la rosa bianca e la rosa nera, e vede sempre una Madonna là e una Madonna all'ingresso, naturalmente, perché la Reillon va a braccetto qui skate. Sapevo cosa che fruttea avere una roba del genere. La casa naturalmente più curata, erano tutte case da dare in affitto queste, lei era quella di Testa, perché quella di Testa, affacciandosi sul canale, che era la via di comunicazione, aveva naturalmente un ruolo e un costo diverso, anche per cui anche da un punto di certo, la faccia sul canale, sì, la paghi molto di più la faccia sul canale, per cui da un punto di vista architettonico era più curata. Tra l'altro sta qua la particolarità di conservare i famosi anelli di pietra. Vedevo gli anelli che svolge. Sì. Ecco, qui è un mistero dell'architettura veneziana, perché ti trova sugli edifici fino al 1400. Non c'è documento storico, e Mille parla da storico in questo momento, che ne testimonia cosa che servisse con gli anelli. Ci sono ipotesi, però sono i veneziani ve le danno per certe, ma Mille da storico vi dice che se non vede il documento la certezza non c'è. La tua ipotesi può essere interessante, può essere affascinante, può essere fantasiosa, ma è un'ipotesi. Allora, una mia allieva, guardando, la formula un'ipotesi su quegli che l'arco non le ha boia. Stendi i panni. Guarda che ho detto allieva, non allievo. Allora, no, ascolti, l'ipotesi che la formula lei che servisse per piccare Madonne.
Perché Madonna. Vedi, no? Allora, perché sei giovani, se avessi 16 anni come me capiresti al volo. Piccar Madone in italiano, nel nostro dialetto, ha un doppio senso. Le Madone le sta ben piccare, conosceo questo modo di... No. Allora, le Madone sta ben piccare, in dialetto può significare i quadri di Maria Vergine vanno appesi alla parete, ma può anche significare la suocera la devi impiccare per il collo. Sa, bella sta roba. Allora sta femmina forse l'aveva qualche rancore e lei secondo me lei serve per piccare Madone, cioè piccare le suocere, no? Avete capito? Bene avanti fioi, dopo vi interroghi.